Sarà disposta domani dalla Procura di Udine l'autopsia sui resti del 35enne Alessandro Venier, ucciso il 25 luglio. Il corpo, fatto a pezzi, è stato trovato giovedì 31, coperto di calce, occultato in un bidone dell'immondizia nel garage della casa di famiglia. La mamma della vittima, Lorena Venier, 61 anni, ha confessato il delitto, commesso, secondo i magistrati che indagano, in concorso con la nuora, Meilin Castro Monsalvo. La trentenne colombiana, in attesa di essere trasferita in queste ore dal carcere di Trieste alla struttura penitenziaria di Venezia per la custodia cautelare attenuata, dove potrà avere contatti con la figlia di 6 mesi, finora non ha mai rilasciato deposizioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'unica ammissione sul suo coinvolgimento l'avrebbe fatta ai carabinieri di Tolmezzo, inviati nella casa di Via dei Lotti, dopo che la stessa aveva contattato il 112 dicendo all'operatore: «Mia suocera ha ucciso il figlio». Poi, nella telefonata, si sente un litigio. «No, Lorena, no», forse per il tentativo della suocera di strapparle il telefono di mano. Sulle sue braccia sono stati individuati alcuni lividi, si sospetta, causati da una colluttazione in seguito a momenti di tensione tra le due donne. Emergono intanto nuovi raccapriccianti dettagli sulle modalità dell'omicidio e l'occultamento del cadavere. Lorena Venier, nell'interrogatorio reso al sostituto procuratore Giorgio Minillo, poi confermato davanti al GIP Maria Rosa Persico nell'udienza di convalida, ha rivelato che il piano prevedeva di attendere che la calce completasse il suo effetto sulla distruzione del corpo, spiegando il perché non è stato coinvolto nessun altro. Pensavamo di poter fare tutto da sole. Una volta sezionato, sarebbe bastato attendere che si consumasse prima di portarlo in montagna, così avrei esaudito anche un suo desiderio, ha detto Lorena, che ha poi chiarito le fasi del depezzamento del figlio ormai morto. Ho utilizzato un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue e l'ho sezionato in 3 pezzi. Non ci sono stati schizzi, per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine. Un piano che avrebbe potuto anche funzionare se Meilin non fosse crollata, contattando il 112. Oggi nella villetta di Via dei Lotti, posta sotto sequestro, non si è svolta alcuna attività. Non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare i carabinieri del RIS di Parma per analizzare a fondo la scena del delitto.